Scontro Orsoni-Costa sulle grandi navi alla Marittima. Oggi il sindaco di Venezia vuole lo scalo a Porto Marghera per allontanare subito le grandi navi dal bacino. Veneto Sviluppo mette a disposizione un fondo per fornire crediti alle piccole e medie imprese in collaborazione con le banche. Sarà un concerto di musica barocca a battezzare il Teatrino Grassi, appena restaurato dall'Archistar Tadao Ando. E benvenuti a questa edizione del TG di Televenezia. Purtroppo in apertura una notizia tragica arrivata in queste ore, una morte bianca a Padova. L'incidente sul lavoro è avvenuto questo pomeriggio intorno alle 15 in un'azienda della zona industriale di Piove di Sacco. Non sono ancora state rese note le generalità della vittima, si tratta di un 31enne residente a Chioggia. Stava svolgendo alcuni lavori di manutenzione ad un impianto di pannelli fotovoltaici sul tetto dell'azienda quando all'improvviso la struttura ha ceduto e lui, un operaio appunto di 31 anni, è precipitato. La vittima era insieme ad un collega che ha riportato solo lievi ferite. Sul posto i medici del SUEM, carabinieri della compagnia di Piove di Sacco e tecnici dello Spisal. Avremo ulteriori dettagli nelle prossime edizioni. E continua ad essere l'argomento del giorno, quello delle grandi navi. Lo è stato anche oggi durante l'inaugurazione dell'anno portuale. Si doveva parlare delle cifre, dei traffici commerciali e turistici e invece si è parlato ancora di grandi navi perché si è di nuovo verificato lo scontro tra le tesi di Giorgio Orsoni da una parte, che non vuole più veder passare le grandi navi davanti a San Marco da subito, e quindi l'unica soluzione è trasferire la Marittima a Marghera, e tutti gli altri che invece per difendere il terminal della Marittima e quindi i 6.000 posti di lavoro sarebbero disposti ad aspettare mesi, forse anni, in attesa dello scavo del canale Contorta. Inaugurazione dell'anno portuale 2013 a Venezia, ma il tema non era il bilancio dei traffici commerciali e turistici, ma le grandi navi. Nel corso della cerimonia che si è tenuta oggi al terminal della Marittima sono sfilati sul podio del relatore tutti i contendenti di quella che sta diventando sempre più una disputa in vista del 25 luglio, giorno in cui si dovrà decidere dove spostare il transito delle grandi navi a Roma. Il sindaco Giorgio Orsoni ha parlato di emergenza e ribadito che l'unica soluzione più veloce per togliere le navi dal canale della Giudecca è quella centrata sul trasferimento della Marittima a Marghera e sullo spostamento del transito dei giganti del mare lungo il canale Malamocco-Marghera. Un punto fermo è l'emergenza. Dopodiché le soluzioni che dovessero suggerirci i tecnici, gli idraulici, verranno valutate tutte, ma non solo quella del canale Sant'Angelo, ma perché no anche quella della riattivazione del canale Vittorio Emanuele. Soltanto ieri il Comitato Portuale ha approvato la proposta di Paolo Costa di mantenere il terminal a Venezia e di scavare il canale Contorta. Contrario soltanto il Comune. Per Orsoni il Comitato persegue interessi di parte. Il Comitato Portuale è un'assemblea di portatori di interessi particolari. Per Paolo Costa il sindaco ha il diritto di chiedere l'estromissione delle grandi navi dal canale, ma sulle soluzioni alternative in laguna decidono i ministri. E inoltre la proposta di utilizzare il canale Contorta, secondo Costa, è realizzabile in soli 8 mesi, rispettando dunque l'urgenza, mentre secondo il sindaco ci vogliono 2 anni. Io non posso altro che portare proposte che stiano in piedi dal punto di vista portuale. Noi presenteremo un progetto, presenteremo il SIA, diciamo che se fosse deciso domani, in 8 mesi il canale è fatto. Anzi, se quando l'abbiamo presentato in marzo dell'anno scorso e te l'ho detto sì, sarebbe già finito. Presente anche Roberto Perocchio, l'amministratore delegato di Venezia Terminal Passeggeri, che ha ribadito il suo no a Marghera. Perché temete l'attracco Marghera? No, non è questione di temere, è questione di funzionalità, cioè l'attracco a Marghera è impossibile per una serie di motivi. Diciamo, il primo, il blocco del porto commerciale che ha delle attività che sono incompatibili con quelle croceristiche. Il secondo, il fatto che la croceristica ha caratteristiche di picco, di contemporaneità di presenza navale, che quindi richiede spazi adeguati, appositamente disegnati e concepiti. Il porto crociere di Marittima è stato sviluppato negli anni proprio per resistere a questo tipo di pressione, a questo tipo di flussi, con una intermodalità e una vicinanza alla città assolutamente perfette per
per il settore e di conseguenza non c'è assolutamente motivo di andare a mettere in crisi il settore commerciale del porto di Venezia per rinunciare a un'area di marittima che è stata voluta congiuntamente, questo va sottolineato, dal porto ma anche dall'amministrazione comunale. E oggi a Venezia si è parlato anche del futuro del porto di Venezia, i cui traffici potrebbero subire mutamenti con l'ingresso della Croazia e dei suoi porti nell'Unione Europea e dovrebbe avvenire e avverrà il 1° luglio. Dal 1° luglio la Croazia entra nell'Unione Europea e spariglia le carte riguardo i piani di crescita dei porti sull'Adriatico. Non se ne preoccupa il governatore del Veneto Luca Zaia, che è intervenuto oggi alla Marittima in occasione dell'apertura dell'anno portuale a Venezia, ha parlato di strategie comuni tra i porti. C'è una grande partita che è quella di Venezia, che è quella di Monfalcone, Fiume, Dubrovnik e Capodistria. Sono tutti porti che comunque possono dialogare assolutamente assieme, debbono dialogare. Dall'altro io come Presidente dell'Euroregio Senza Confini vi ricordo che abbiamo investito e stiamo ottenendo cantieri per quel che è il corridoio Baltico-Adriatico, vuol dire 5 giorni in meno di navigazione delle navi che inevitabilmente arrivando da Suez in Mediterraneo dovrebbero uscire da Gibilterra per andare nel Mare del Nord. C'è però una preoccupazione che affligge Luca Zaia a proposito dell'ingresso della Croazia e riguarda le spiagge venete e la concorrenza che potrebbe nascere tra i lavoratori locali e transfrontalieri. E a questo proposito Luca Zaia chiede un intervento del governo Letta. Esiste un grosso problema che è quello dei transiti per lavoro sui quali noi ci dobbiamo esporre. Non capisco per quale motivo il primo ministro Letta non prende in mano la situazione. Ho visto un provvedimento del sottosegretario che parla di moratoria rispetto alle occupazioni stabili, ma lascia aperto il varco per le stagionalità. Cioè, dire a uno di Parenzo vai a farti la stagione o di Zagabria a farti la stagione a Jesolo, a Caorle o al Cavallino da qualche parte e ti fai un po' di mesi, magari ti prendi anche la disoccupazione, direi che non va bene. E un'ora dopo Luca Zaia è andato al Vega per presentare una boccata di ossigeno per le piccole e medie imprese. Oggi Veneto Sviluppo ha firmato un accordo con la Regione per la gestione di un fondo di 16 milioni in grado di fornire crediti alle piccole e medie imprese, una cifra che potrebbe far lievitare i crediti a ben 750 milioni di euro con la collaborazione delle banche. Il Veneto Laboratorio Nazionale, lo descrive così Luca Zaia, il progetto di affidamento di 750 milioni di euro come sostegno alle imprese attraverso la riassicurazione del credito. Lo strumento presentato oggi dal governatore insieme all'assessore all'economia e sviluppo Maria Luisa Coppola e al presidente della finanziaria regionale Giorgio Grosso vedrà la collaborazione attiva fra la regione Veneto, Veneto Sviluppo, i confidi e gli istituti di credito. Noi non possiamo permetterci ancora di mettere imprese in difficoltà e assolutamente non possiamo più permetterci di sentirci dire tutti i giorni che a fronte anche di buoni propositi, a fronte anche di buoni provvedimenti, poi lo scontro, il muro sul credito non si apre mai. Uno strumento rivolto alle piccole e medie imprese per ottenere liquidità grazie alla collaborazione con gli operatori finanziari. Un aiuto che prevede finanziamenti per importi molto importanti, 700 milioni, 750, rappresentano una massa di investimenti che va a toccare circa 3-4 mila imprese in un momento di grande crisi e quindi riteniamo uno dei più importanti interventi fatti negli ultimi anni e nel momento giusto. I tempi di accesso al credito saranno ulteriormente ridotti grazie anche al sistema online che consentirà agli istituti di valutare i casi e decidere quindi per l'erogazione del credito. Abbiamo creato uno strumento che è la domanda elettronica che dovrebbe consentirci un vaglio molto veloce di queste pratiche. C'è un primo tempo che comunque è difficile comprimere, che è quello della banca. La banca e il Confidi devono fare una primissima valutazione di ammissione della pratica, ma una volta che questa pratica è stata valutata positivamente, l'iter successivo è rapido perché dal momento in cui noi riceveremo la domanda di finanziamento su questo modulo elettronico con il vaglio positivo alla banca ci metteremo, ci siamo dati un tempo massimo che è di 20 giorni, quindi un tempo brevissimo nel contesto attuale.
E anche la CTV ha problemi finanziari, lo sappiamo, ne parliamo da settimane e ieri è stato fatto il punto della situazione sul bilancio della CTV durante il Consiglio Comunale straordinario. Un intero dossier per mettere sotto la lente di ingrandimento cosa non ha funzionato e cosa ancora non funziona nell'azienda di trasporto pubblico ACTV. È stato questo l'argomento centrale del Consiglio straordinario tenutosi ieri in comune a Venezia. Sul tavolo un corposo volume del consigliere PDL Sebastiano Constalonga, dove si attacca l'amministrazione, gli investimenti sbagliati, gli sprechi e i pochi biglietti venduti. Sul piatto anche il taglio dei finanziamenti pubblici che hanno inciso sul buco che l'azienda deve ora cercare di colmare, un totale di 50 milioni di euro entro il 2016 e con il taglio del 30% sugli stipendi dei dirigenti, i risparmi sui cantieri del tram e la spending review lo fa scendere a 34 milioni. Ancora tanti, fra mozioni di sfiducia per il sindaco, responsabile secondo l'opposizione di aver nominato persone che hanno portato l'azienda a tal punto, e la maggioranza che invece domanda la tutela dell'utenza finale, ACTV dà lavoro a circa 2.700 persone, con un bacino di utenza di 500.000 di abitanti, turisti esclusi. E sono proprio questi ad essere rassicurati dalle parole dell'assessore Ugo Bergamo, secondo cui i costi non devono ricadere sugli utenti con l'aumento dei piani tariffari o con la riduzione dei servizi del personale. Insomma, la ricetta segreta per far sparire il buco ancora non c'è, chissà che salti fuori quella per limitarlo almeno. E intanto aziende e famiglie sono alle prese con la paura che aumenti l'IVA. Il governo ha rinviato l'aumento di 3 mesi, ma non basta, e la CGIA di Mestre, dalla CGIA di Mestre arriva un altro affondo. Negli ultimi anni, dice, la tassa è stata aumentata più e più volte e il consumo dunque è stato penalizzato anche in passato. IVA è l'Italia il paese tra quelli della zona euro ad aver registrato l'aumento più elevato, ben 8 volte in 40 anni. Da quando l'IVA è stata introdotta nel 1973, l'Italia, secondo un'indagine della CGIA di Mestre, ha visto aumentare l'aliquota di ben 9 punti. Dal 12% del 1973 ora si attesta al 21%. Un record questo che nessun paese della zona euro ci invidia ovviamente. A seguirci in questa tendenza ci sono la Germania, passata dall'11% al 19%, l'Olanda, l'Austria e il Belgio, che hanno visto dal 1973 ad oggi un aumento rispettivamente di 5, 4 e 3 punti. La Francia invece è l'unico paese ad aver registrato una diminuzione del peso dell'IVA, dal 20% all'attuale 19,6%. Sulla base dei preoccupanti dati italiani, il segretario della CGIA Giuseppe Bortolussi spera dunque che l'ipotesi emersa di recente di uno stop all'aumento dell'IVA per tutto il 2013 trovi conferma. L'arresto dell'IVA, infatti, sarebbe un importante segnale di fiducia alle famiglie e alle imprese italiane, già messe a dura prova dalla morsa della grave crisi economica. E ora rimanete con noi. Voglia d'estate? Tornano le notti nel Milanese. Le notti bianche che esaudiscono i tuoi desideri. Sabato 29 giugno a Maerne. Vivi con noi la tua estate. Con i negozi aperti fino a mezzanotte. Centri storici da visitare. Le band dal vivo in ogni angolo della città. E poi ancora il gusto della cucina e il buon bere della nostra terra. Il tutto servito con una valanga di offerte speciali. Non perderti lo spettacolo. Sabato 29 giugno a Maerne. Vivi con noi la tua estate. È un'iniziativa Confcommercio Imprese per l'Italia Milanese e Venezia Opportunità. Milano Summer Festival, dal 5 al 27 luglio, area impianti sportivi, concerti, concorsi, DJ, selezione di Miss Italia, stand gastronomico con cucina tipica veneta, kebab, pizzeria, gelateria, anguriara. Venerdì 26 i Nomadi in concerto, prevendite Marlene Travel, Milano e Dolo, sponsor Autocarrozzeria Moderna a Mestre e Santa Maria di Sala. E ora le immagini del plastico di Veneto City, così come è stato pensato da 3 architetti e che è stato presentato a Padova. Guardate che opera monumentale.
È un Veneto City del tutto inaspettato, quello che si presenta dal plastico del progetto, una infrastruttura verde con l'ambizione di ricostruire il paesaggio della pianura padana, con colline, filari e canali, 718.000 i metri quadrati di superficie territoriale interessata dal progetto, che vede nel 17 luglio la scadenza della presentazione del piano urbanistico attuativo. Un master plan dunque che si concentrerà sull'area verde per poi, da questa sorta di spina dorsale fra autostrada e ferrovia, cominciare l'edificazione della stazione metropolitana di superficie e l'area alberghiera. Queste ricoperte inserite nel paesaggio tramite archi di legno che andranno a imitare il paesaggio collinare, non prima comunque della messa in sicurezza idrogeologica e dello sviluppo pedonale e ciclabile, con i laghi e i canali che formeranno un grande invaso per contenere le alluvioni e forniranno acqua per irrigare i campi. E per quanto riguarda gli alberghi e le strutture saranno al massimo di 9 piani, andando lentamente a degradare fino a immergersi nel paesaggio che da autostrada o treno sarà possibile ammirare. Piante dunque che durante la costruzione degli edifici fungeranno da polmone in modo da assorbire non solo l'impatto dei cantieri ma anche le polveri sottili della vicina autostrada. 3 i padri del progetto, l'architetto Mario Cucinella, Andrea Schipar e Adileno Boeche, che in termini energetici hanno anche qui puntato sulla sostenibilità. Fotovoltaico, geotermia e trigenerazione a gas, una carta che certo farà piacere anche alla certificazione ambientale secondo gli standard LEED, ma i comitati restano comunque contrari, portando avanti una battaglia iniziata dal 2004 e che anche oggi, di fronte al nuovo progetto, non intende fermarsi. E ancora notizie dall'area metropolitana. Si è innamorato di una squillo e stava per perdere la casa e i suoi risparmi. È accaduto a Treviso, dove Irina Ardeleanu, una romena di 27 anni, è stata rinviata a giudizio per circonvenzione di incapace. La vittima è un impiegato di 51 anni che nel 2009 ha avviato una relazione con una prostituta che si vendeva lungo il Terraglio. La ragazza, durante la relazione sentimentale, gli aveva annunciato di voler lasciare la strada, ma gli chiedeva un pagamento ad ogni rapporto sessuale. La donna è riuscita a ottenere così almeno 35.000 euro, fino a quando è scattato il ricatto. È giunta a minacciare di denunciarlo per averla costretta a prostituirsi se non avesse avuto in cambio la casa e 100.000 euro, fino a quando poi appunto è arrivata la denuncia. E poi ancora, continuiamo ancora con le notizie dall'area metropolitana, parliamo di cambi al vertice e di circolazione sulle autostrade e di spiagge sempre più controllate. Lavori per la terza corsia sulla A4. L'autostrada rimarrà chiusa per 12 ore da Portogruaro in direzione Venezia, dalle 20 di sabato 29 giugno alle 10 di domenica 30. Circolazione regolare invece in direzione Trieste, con grande sollievo di turisti e pendolari diretti verso le spiagge. Controlli serrati degli steward contro tende, lettini e ombrelloni abusivi. Federconsorzi ha adottato una linea dura per garantire decoro e sicurezza sulla spiaggia di Jesolo, dove è proibito anche il volantinaggio. Avanti di questo passo saranno a rischio pure i carrettini dei gelati. Allarme truffe. A Ponzano degli anziani sono stati raggirati da venditori di attrezzature per la rilevazione di perdite di gas e a Valdobbiadene una coppia si offre di affilare utensili al titanio. Le forze dell'ordine raccomandano prudenza e soprattutto di segnalare queste strane visite. Al via la stagione Oasi Estate 2013 dell'Oasi Cervara a Santa Cristina. 3 i filoni tematici, la notte, la natura e le fiabe. Si comincia sabato 29 giugno alle ore 21 con le voci nel buio. Protagoniste una guida naturalistica e un'attrice con l'accompagnamento del violoncello. Il Calcio Padova ceduto alla cordata bresciana capeggiata da Diego Penocchio, industriale del gruppo Ormis ed ex vicepresidente del Calcio Parma. Entro un anno la società biancoscudata, che ora fa capo a Marcello Cestaro, dovrebbe essere al 100% di proprietà di Penocchio.
371 incidenti con biciclette a Padova lo scorso anno, la più pericolosa è via Aspetti, 20 incidenti, seguono via Gattamelata, via del Plebiscito, via Venezia, via Sorio, via Facciolati e via Chiasanuova. Legambiente chiede al comune una segnaletica più visibile negli attraversamenti ciclopedonali. Bisogna andare a Venezia per godere delle bellezze di Portofino, provare per credere. Nella meravigliosa cornice dell'Hotel Cipriani alla Giudecca, la Serenissima ha portato ieri sera in tavola la dolce vita di Portofino. L'evento dedicato alla gastronomia ligure ha visto il felice connubio tra l'Hotel Cipriani di Venezia e l'Hotel Splendido di Portofino, proprietà entrambe firmate Orient Express. In un'atmosfera elegante ed evocativa, gli ospiti si sono immersi nella storia e tradizione culinaria ligure, assaporandone sapori e profumi attraverso le raffinate note gastronomiche delle migliori ricette della Liguria proposte dallo chef Corrado Corti dell'Hotel Splendido. La cura del dettaglio è stato il must della serata. Tutto, dai piatti e vini tipici ai camerieri in divisa marinaresca, richiamava la tradizione e l'atmosfera ligure. La cena, servita a bordo piscina e con un sottofondo musicale dal vivo, è stata unione di sapori liguri e del fascino romantico di Venezia. E ora parliamo del concerto del Teatrino di Palazzo Grassi, 225 posti e un restauro griffato Tadao Ando. Il Teatrino di Palazzo Grassi sta per affrontare il suo battesimo sonoro con un concerto di musica barocca del Festival Monteverdi Vivaldi. Dai primi giudizi l'acustica sembra eccellente, non resta che andare a sentire. Allora, il Festival Monteverdi Vivaldi sta per approdare in un luogo, diciamo, esclusivo e inedito. Dove sarà il prossimo concerto, Alberto Castelli? Il concerto di sabato 29 giugno sarà infatti al Teatrino di Palazzo Grassi, quindi in una struttura nuovissima, recentissimamente inaugurata in occasione proprio delle vernici della Biennale. Solitamente proponiamo i nostri appuntamenti in luoghi, in alcuni tra i più bei luoghi storici della città, quindi sottolineando così un'assonanza fra il repertorio e l'architettura delle sale che ci ospitano. In questo caso invece sarà più evidente il contrasto. Infatti collocheremo un appuntamento dedicato alla viola da gamba, da un titolo molto suggestivo che è Canal Grande, Venezia, fonte delle confluenze, appunto in questa struttura modernissima che l'architetto Tadao Ando ha progettato per la Fondazione Pinault. Com'è l'acustica? Avete già avuto modo di provarla? Sì, ecco, c'è da dire una cosa, che il concerto di sabato sarà un concerto straordinario anche perché sarà il primo evento musicale, il primo concerto dal vivo ospitato dal Teatrino di Palazzo Grassi. La prova acustica proprio con i musicisti è stata fatta in settimana e ha risvegliato l'entusiasmo di tutti noi perché è una struttura nuova ma che abbiamo verificato funziona benissimo anche dal punto di vista acustico, quindi non vediamo l'ora di poter ascoltare il concerto. E chi sono i musicisti? I musicisti sono i primi musicisti italiani, in particolare veneti, degli esecutori e musicisti valentissimi che ospitiamo quest'anno dopo aver avuto appunto come primi ospiti dei musicisti stranieri. Si tratta di Cristiano Contadin, che è un musicista vicentino e docente di viola da gamba proprio al Conservatorio Benedetto Marcello, che è poco distante dal Teatrino di Palazzo Grassi, insieme ad alcuni altri colleghi sempre veneti come Pietro Prosser, Americo Bernardi e Roberto Loreggiano. Alberto Castelli, non è facile di questi tempi organizzare concerti, festival di questo tipo. Voi come fate? Beh, diciamo che in questo senso siamo fortunati perché il Festival Monteverdi Vivaldi è solo alla sua terza edizione e dalla prima del 2011 siamo riusciti a crescere esponenzialmente di anno in anno, questo grazie a una rete di sostenitori, di mecenati, tra i quali in particolare l'FPI, una società finanziaria francese che è il mecenate principale del festival, e alle numerose anche relazioni con enti importanti di Venezia e non solo. Tra queste il Palazzo Grassi Punta della Dogana e quindi la Fondazione Pinault, e in particolare il nostro grazie va rivolto a tutto lo staff della Fondazione e al suo direttore Martin Betenot, che è anche un grandissimo appassionato di musica e ci ha aiutato molto nell'organizzare questa serie di appuntamenti.
E allora invitiamo il pubblico più numeroso che mai, veneziani, turisti, amanti della musica barocca, musicofili. Facciamo un bel invito. Beh, l'invito lo rivolgiamo naturalmente, come appunto dicevi, non solo agli amanti della musica del repertorio barocco veneziano, ma anche a chi sia curioso di vedere e ascoltare uno spazio nuovissimo nel quale fortunatamente anche la musica suonerà bene. E ora andiamo negli studi di Radio Venezia per la rubrica Lo Zoom del Gazzettino. Siamo negli studi di Radio Venezia, accanto a me c'è Marco Bampa, vice capo servizio del Gazzettino di Venezia per lo Zoom del Gazzettino. Allora, notizie della settimana. Direi che neanche un fulmine a ciel sereno, perché di grandi navi e di incidenti si è sempre parlato, però devo dire che ha alzato ancora di più la tensione questo incidente che c'è stato nella nave da crociera Zenit, peraltro neanche enorme, più o meno a una stazza della metà rispetto alle grandi navi che passano per il canale della Giudea. Sì, diciamo che è capitato forse nel momento meno opportuno, nel senso che proprio in questo periodo sappiamo che è diventata di nuovo calda la questione del passaggio delle grandi navi, la manifestazione di un paio di settimane fa di navi al Tronchetto, che insomma ha fatto molto discutere, ha riproposto di nuovo in primo piano il problema della sicurezza quando entrano le navi nella nostra laguna. Diciamo che le cose per fortuna sono andate bene, nel senso che tutto si è risolto con un fortissimo sicuramente disagio per i 1600 passeggeri, ricordiamo quasi tutti spagnoli, un po' di giapponesi che si trovavano a bordo di questa nave, ma comunque ha riportato al centro insomma il problema delle emergenze, che viene visto ovviamente a seconda dei punti di vista in maniera contrapposta. Allora c'è chi dice, beh, avete visto, se fosse successo lungo il bacino di San Marco questa avaria, cosa sarebbe successo? La dimostrazione che qua non devono più entrare. E dall'altra invece si dice, no, ma avete visto, in realtà è un'emergenza che abbiamo gestito benissimo, tutto si è risolto bene, quindi noi siamo in grado come Porto di Venezia di affrontare anche questo tipo di emergenze, quindi non bisogna aver paura delle grandi navi. Ecco, quello che ha impressionato è il fatto che una nave che è stata costretta a tenere i motori spenti ha dimostrato che non è in grado di essere governata e quindi che servono molti rimorchiatori per tenerla ferma. Quando era a largo di Chioggia ha dovuto grattare il fondo con le ancore per ancorarsi per non andare alla deriva, e quando poi è stata attraccata a Marghera, alla banchina di Marghera, i due rimorchiatori hanno dovuto tenere i motori accesi per 24 ore per tenerla ferma. Quindi voglio dire, questo che fa paura, no? L'idea di una nave in balia delle onde del mare. Beh, evidentemente qualunque scafo, che sia una barca di carta oppure una nave da 47.000 tonnellate di stazza come appunto la Zenit, se non ha una propulsione a motore è evidentemente in balia delle onde, della corrente del mare, e ricordiamo anche del vento, perché la superficie della nave fa da vela e quindi con il vento viene spostata a seconda di dove tira con maggior forza il vento, e per questo, come accennavi tu, è stato necessario proprio piazzare due rimorchiatori a fianco della nave nel lato appunto acqua, perché con la forza dei loro motori per tenerla, diciamo così, incollata al molo, perché non avendo i motori che consentono di fare questo, che normalmente vengono appunto usati come propulsione delle navi per rimanere vicini al molo, non bastano sicuramente le cime con cui viene assicurata, non bastano a sufficienza a trattenerla, specialmente se c'è un problema meteo, appunto in caso di forte vento, eccetera. Effettivamente se si fosse verificato in bacino, non so se l'emergenza si sarebbe risolta così, tra virgolette, in maniera brillante come è stata risolta. E questo è il motivo per cui c'è molta tensione, e il sindaco Orsoni vuole risolvere con urgenza questa questione, e il 25 luglio speriamo che la risolvano. Allora, senti, altra notizia, molti hanno scoperto, non lo sapevano, ma in questi giorni, con il fatto che il Tribunale ha condannato Veritas a rimborsare l'IVA degli ultimi 10 anni versata dagli utenti per la TIA, insomma questa notizia sta sconvolgendo un pochino sia Veritas che gli utenti. Sì, soprattutto sconvolge Veritas, perché se dovessero accodarsi a altri potenziali ricorsi, parliamo di decine di migliaia di persone, parliamo di 40-50 mila persone,
fatto salvo poi ci sono le aziende, il settore commerciale e quant'altro, Veritas rischierebbe il collasso dal punto di vista finanziario. Stiamo parlando del 10% sulle bollette. Sì, praticamente ogni bolletta è stata rincarata del 10% dell'IVA, che adesso è stata indebitamente, questo deriva, ricordavo, una sentenza della Cassazione che dice che quella su una tassa non si può applicare l'IVA e la TIA è una tassa e non una tariffa. Il ricorso, avevano già vinto, ricordiamo, in primo grado davanti al giudice di pace. Questo è stato il ricorso che aveva presentato Veritas in opposizione al tribunale, ma anche il tribunale ha riconosciuto che effettivamente quell'IVA lì non si deve pagare e va rimborsata. Veritas ora è costretta a battere le vie giudiziarie, quindi ha annunciato che cercherà di resistere in Cassazione, soprattutto presentando ricorso alla Corte europea, perché dal suo punto di vista dice: ma noi, lo Stato, l'Agenzia delle Entrate, non ci ha mai detto di non applicarla, quindi finché non ci dico di non applicarla, noi continuiamo ad applicarla. E seconda cosa, noi l'IVA non l'abbiamo incassata, non l'abbiamo tenuta per noi, abbiamo fatto esattori per lo Stato, l'abbiamo presa e trasferita nelle casse dello Stato. Quindi. Perché è una partita di giro. Il ricorso è stato guidato dall'avvocato Cornelio, lo dico perché sta tenendo una rubrica anche con il nostro telegiornale e ha annunciato appunto questa cosa proprio nei giorni scorsi. Altra notizia, il tram dal 1° luglio, giro di vite riguardo i cantieri e quindi anche la mobilità. Sì, diciamo che sarà un'estate calda non solo dal punto meteorologico, perché ci saranno da lunedì praticamente 7 cantieri aperti tra Venezia e Mestre. Il più delicato sembra quello di Piazzale Roma, perché si andrà proprio nel cuore di Piazzale Roma, si lavorerà dove c'è l'attuale rotatoria che verrà parzialmente rifatta, verranno stesi 3 binari, quello di andata, quello di uscita e quello di emergenza, con la chiusura parziale delle corsie di accesso a Piazzale Roma. Si lavorerà, è vero, molto di notte, ma insomma, visto l'ingente mole di traffico che c'è d'estate con i flussi turistici, insomma qualche problema potrebbe veramente esserci, anche se il Comune insomma ha lavorato bene anche dal punto di vista dell'informazione per cercare di evitare qualunque tipo di ingorgo, insomma, memore anche di quanto è successo l'anno scorso. Attenzione però anche a Mestre, perché al di là del ponte di San Giuliano, dove finora almeno le cose sono andate bene e dove proseguiranno anche lì ulteriormente i cantieri, ci sarà una piccola evoluzione in centro, perché con l'inizio dei lavori di Piazzale Cialdini da lunedì ci sarà il senso unico in via Colombo, nel tratto che va da Piazza Barche fino all'incrocio con Viale San Marco, quindi si potrà andare solo da Piazza Barche verso Viale San Marco, non si potrà venire in senso contrario. Verrà chiuso l'incrocio fra via Colombo e via Lazzari, e quindi per uscire da via Lazzari è stata creata una stradina alternativa che potrà essere percorsa fino ad arrivare di nuovo a Piazzale Cialdini. Quindi i mestrini dovranno comunque abituarsi ancora una volta a un altro cambio delle direttrici del traffico, insomma. E poi il tram scomparirà, sarà sospeso di nuovo, ma a tutto questo i mestrini sono già abituati. Sì, l'hanno già subito 3 mesi di stop quest'inverno, quindi insomma ci hanno fatto il callo. Stavolta era uno stop previsto, da lunedì appunto non ci sarà più il tram, entreranno in servizio i bus sostitutivi, e tutto questo fino a settembre, fino a quando appunto dovrebbero essere completi i lavori di Piazzale Cialdini. Bene. E direi si conclude qui la rubrica Lo Zoom del Gazzettino, si chiude anche per la pausa estiva, quindi ritorneremo in settembre. È stata una bella rubrica, ha avuto un bel seguito, vi ringraziamo per il vostro ascolto e quindi un buon bilancio. Ringrazio la collaborazione con il Gazzettino di Venezia e quindi ci rivedremo insomma a settembre più consolidati e più collaudati. Sì, un grazie a te Maria Stella, un grazie soprattutto ai telescoltatori che hanno avuto la bontà e la pazienza di ascoltarci. Un saluto, buona estate a tutti e arrivederci a settembre. Arrivederci. E ora 2 notizie prima di passare al meteo. Partiti per passare la notte al bivacco della Pace sotto la cima del Ponte Castello in provincia di Belluno 4 escursionisti, 2 uomini e 2 donne di Mira e di Grossolengo nella Piacenza, poi anche uno svedese, una colombiana, sono stati sorpresi dalla neve, sono dovuti essere stati salvati poi dal soccorso alpino. Il gruppo era partito senza prima consultare le previsioni meteo che davano la possibilità di abbondanti precipitazioni nevose all'altezza del Cason di Travenanzes, fradici e infreddoliti con 20 cm di neve fresca già a terra attorno alle 22:30, hanno chiesto aiuto al 118 che li ha messi in contatto con il soccorso alpino di Cortina. Poco prima dell'1 una squadra ha infine raggiunto gli escursionisti per scortarli fino a valle, dove sono arrivati alle 2:30 circa e poi sono stati riaccompagnati alla loro auto parcheggiata sul falzarego.
tanta paura e molto freddo, ma per fortuna la disavventura si è conclusa molto bene. E poi un'altra notizia per questo fine settimana: attenzione agli autovelox, la polizia stradale ha comunicato le strade in cui saranno effettuati i controlli sulla velocità dei veicoli da lunedì 1 luglio a domenica 7. Le strade scelte sono il Passante, la Tangenziale e la statale 14 Triestina. Qui gli equipaggi della Polstrada potranno mettere in atto i controlli sia in orario diurno che di notte. Altri posti fuori provincia, ma collegati con le nostre strade, sono stati fissati per lo stesso periodo. Così in provincia di Treviso, attenzione, lungo la regionale 245 Castellana e la provinciale 102 Postumia. In provincia di Padova invece le pattuglie si posizioneranno lungo la strada provinciale 40 dei Vivai. Gli autovelox sono di tipo mobile, quindi possono essere anche non segnalati. Da notare come le multe per velocità siano balzate ai primi posti tra le voci di spesa dei bilanci familiari. E ora vediamo le previsioni del meteo nel dettaglio. Meteo da variabile a instabile con nubi, schiarite e precipitazioni. Il bel tempo fatica ad imporsi. Sabato 29 giugno, parzialmente nuvoloso ma non piove. Minime in calo, massime in ripresa. Valori ancora sotto la media stagionale. Mare da mosso a poco mosso. Domenica 30 giugno, sereno o poco nuvoloso. Temperature in salita con massime intorno ai 27 gradi, più prossime alla media stagionale. Marcata escursione termica, mare calmo o poco mosso. Lunedì 1 luglio, al mattino sereno o poco nuvoloso, nel corso del pomeriggio modesto aumento della nuvolosità ma non piove. Temperature minime un po' più alte, massime senza variazioni, mare calmo. Martedì 2 luglio, tempo in moderato peggioramento, con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio, valori in diminuzione. La marea di sabato 29 giugno è normale, la massima alle 16:25 50 cm, la minima alle 9 meno 5 cm. E c'è un'ultima ora prima di chiudere. Cesare Battisti, l'ex terrorista dei proletari armati per il comunismo condannato all'ergastolo in Italia, rischia l'espulsione dal Brasile. Il Tribunale Superiore di Giustizia brasiliano ha infatti respinto il suo ricorso contro una condanna per la falsificazione di timbri del servizio immigrazione sul passaporto con il quale entrò nel paese nel 2004. Lo riferisce l'agenzia locale O Globo. Copia della sentenza sarà trasmessa ora al ministro della Giustizia, José Eduardo Cardozo, per le misure ritenute ragionevoli. E quindi una notizia che sicuramente farà molto piacere ed sarà accolta con molto favore soprattutto nel veneziano. Battisti, lo ricordiamo, a 59 anni è stato condannato all'ergastolo in contumacia in Italia nel 93 per 4 omicidi compiuti alla fine degli anni 70, tra cui quello del macellaio Lino Sabbadin, ucciso nel 1979 a Caltana durante la rapina del suo negozio da parte di un comando guidato proprio da Battisti. E con questo è proprio tutto. Grazie per averci seguito, per averci scelti. Buon proseguimento, buona serata e buon fine settimana.